Dolomiti Film Festival quest'anno è la sua quinta edizione, è un festival di cinema che si svolge tra Cortina e San Vito e vuole portare al pubblico dei documentari di qualità legati al tema della montagna. Quest'anno abbiamo ricevuto quasi 100 opere da 26 paesi in tutto il mondo e abbiamo selezionato 22 film, 12 sullo sport e 10 sull'ambiente, che raccontano in maniera completa ed esaustiva il mondo della montagna. Assegneremo 4 premi e poi soprattutto nel festival abbiamo pensato di realizzare un'edizione legata alle Olimpiadi che saranno svolte a Cortina nel 2026. Quindi abbiamo organizzato una serata per sabato molto intensa che prevede la partecipazione di Christian Ghedina e Roland Fischnaller, che dibatteranno sulle Olimpiadi di ieri e di domani, e poi proietteremo il documentario Vertigine Bianca, che è stato realizzato in occasione delle Olimpiadi di Cortina del 1956. Mentre tutti i pomeriggi del festival si possono vedere i 22 documentari selezionati. La sera di venerdì 25 luglio la dedichiamo invece al tema dell'ambiente. Sarà presente con noi a San Vito il regista Marco Segato, che ha realizzato un documentario dal titolo Mar de Molada, dedicato allo spettacolo teatrale omonimo di Marco Paolini. Quindi vi aspettiamo numerosi, l'entrata è gratuita e potete trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dolomitifilmfestival.com.